campionato siciliano enduro si è concluso domenica 26 novembre a Castiglione di Sicilia con la dura gara organizzata dall'infallibile Turi Leonardi, presidente dell'omonimo motoclub Team Leonardi. Ottimo risultato quello dell'associazione catanese, che riesce a raccogliere 119 iscritti, numero da record per una tappa conclusiva, complice anche il lavoro di promozione effettuato dal Comitato Regionale FMI per mezzo del delegato provinciale Michele Cristaudo. Il trasferimento, praticamente privo di asfalto, si districava intorno al comune di Castiglione di Sicilia e adunava tutte le tipologie di pietre del territorio, dai ciottoli delle Fiumare alla sciara dell'Etna. Il giro, lungo 20 km, è stato ripetuto per 4 volte dai piloti, 1 ora e 35 il tempo di percorrenza totale, tempo largo per far rifiatare tutti i centauri all'assistenza, riducendo così al minimo il rischio. Ad impensierire i concorrenti è sicuramente stata l'impegnativa prova in linea, che ha visto il padrone di casa Davide Cutuli dare spettacolo davanti al numeroso pubblico. Speciale resa particolarmente ardua dalle centinaia di passaggi delle ruote artigliate, che hanno modificato costantemente il fondo. Il fettucciato di 5 km ha divertito tutti. Il terreno scuro presentava un grip ottimale che facilitava l'aderenza delle motociclette, rendendo così possibili gesta spettacolari. Davide Cutuli è riuscito a trionfare davanti all'amico Eros Doria in una giornata perfetta per il team Tumino Moto, trovatosi a festeggiare l'assoluta di giornata e la vittoria di campionato del Nisseno. Terza piazza assoluta per Alessandro Taramo, team Violetti, che chiude terzo anche il campionato, a pari merito con lo sfortunato Giuliano Mancuso, costretto al ritiro quando si trovava al comando, per un inconveniente tecnico all'interno del terzo enduro test. Conclude in quarta piazza l'altro alfiere del team Violetti, Antonio Arcuri, indiscusso leader della Senior 2, precedendo con un distacco di più di 2 minuti Maurizio Chipinti, Motoclub Siracusa. Poco dietro, a soli 2 secondi, l'inossidabile Gaetano Scuderi, Motoclub Laser, autore dell'ennesima stagione della protagonista. Settima piazza per Eugenio Magro, Motoclub Caltagirone, che ritrova la top 10 su un terreno a lui congeniale. A vincere giornata e campionato nella classe Senior 1 è il messinese del Motoclub dello Stretto Simone Ricciardi, a suo agio sulle pietre catanesi, che precede il febbricitante Guglielmo Pioggia, Motoclub OB Motor, primo in top 1 e campione regionale. A chiudere la top 10 il ragusano del Motoclub Motica Racing Maurilio Vernuccio. Tra i giovanissimi il risalto Giorgio Chipinti, che vince nella combattutissima Cadetti, e Aldo Crea, che invece trionfa nella classe Codice, laureandosi campione regionale. Vincenzo Pellegrino conferma il predominio nella Junior 1, vincendo pure a Castiglione, mentre nella Junior Oltre, priva del campione regionale Consiglio, si mette in risalto Venerando Scalia. Alessio De Maria non sbaglia l'appuntamento decisivo e trova la prima vittoria in campionato nella Senior 3, che lo vede campione 2017. Nelle classi Major altri 2 messinesi festeggiano sia vittoria di giornata che di campionato, Teodoro Antonuccio Maiore 1 e Massimo Lupica Maiore 3, che concludono rispettivamente 12° e 17° nell'assoluta. La Major 2 vede il ritorno alle gare e alla vittoria di Damiano Civello, mentre Paolo Cutuli, nonostante il ritiro, si conferma primo in campionato. Vincenzo Maltese vince nella Veteran davanti ad Ignazio Scimone, che però porta a casa il titolo. In Super Veteran dominio di Giuseppe Bella, mentre Pietronieli si riconferma campione nella Ultra Veteran. Nelle classi territoriali, vittorie di giornata e di campionato per Battaglia Territoriale 1, Vicaro Territoriale 2, Monteverde Territoriale 3 e Amato Ultra Territoriale. Un anno intenso e fatto di emozioni infinite è appena volto al termine. I nostri complimenti vanno a tutti i piloti che hanno partecipato a questo campionato e specialmente ai motoclub organizzatori, senza i quali tutto questo non sarebbe potuto essere. Il Tassello vi ringrazia per l'attenzione e vi dà appuntamento alla stagione 2018. Ciao Tassello. Ciao a tutti amici del Tassello. Ciao Tassello. Ci vediamo il prossimo anno se tutto va bene. Beep, beep,